Ben ritrovati dalla redazione. Pugni, calci, sputi e minacce di morte a un infermiere del pronto soccorso di Cattinara. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origini moldave che nella notte tra giovedì e venerdì ha scatenato il putiferio nel triage dell'ospedale, terrorizzando i pazienti e gli operatori sanitari presenti. Il giovane, che nel corso dell'episodio ha aggredito anche altri colleghi delle infermiere e pure i militari dell'Arma mentre lo stavano ammanettando, ora in carcere al Coroneo. Cade inavvertitamente dal terzo piano, ma nonostante la gravità delle ferite riportate, a quanto si è saputo, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, anche se tuttora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara di Trieste. Il fatto è accaduto verso le 23:45 di venerdì sera all'Apart Hotel Tiziano, che si affaccia sulla tangenziale di scorrimento del traffico lungo il canale dell'isola della Schiusa. Date le ancora buone condizioni climatiche, la donna, una quarantenne austriaca residente a Villaco, era giunta a Grado in giornata assieme al marito per trascorrere il fine settimana a Grado. Il reato più diffuso che colpisce le imprese del Friuli Venezia Giulia è quello legato alle frodi informatiche e la regione risulta essere la prima in Italia per incidenza percentuale sul complesso dei delitti inerenti all'attività aziendale, con un 53,3%, e quanto emerge dall'analisi che l'Ufficio Studi di Confartigianato ha compiuto su dati Istat riguardo i danni informativi subiti dalle imprese. Il territorio più attaccato risulta essere quello di Pordenone, dove l'incidenza percentuale arriva al 62,8%, seguito da Trieste, un'incidenza inferiore dove i reati informatici hanno come vittima le imprese. Pensano che il 49,6% sul totale dei reati subiti a Udine dopo l'incidenza è del 49,5%. Sport, basket, pallacanestro Trieste, il carattere non basta, vince la capolista Trento. Trieste sprofonda nel punteggio, ma la forza e la capacità di riaprire la gara finisce 76-68. Nel finale prevale la lucidità della Dolomiti Energia, che resta capolista. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo in genere sereno sulle zone orientali e sulla costa, bora moderata più sostenuta sul golfo di Trieste, specie verso sera. Al mattino probabili nubi basse o nebbie nel Tarvisiano e in Valcellina. Temperature minime in pianura fra 3 e 6 gradi, le massime fra 16 e 18, sulla costa minime fra 8 e 11 gradi, le massime fra 14 e 16 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.